75% degli studenti in presenza per la ripresa scolastica del 7 gennaio, al 50% fissata la capienza di bus e corriere per garantire il distanziamento anti-Covid, numeri che per la mobilità di Marca significano un incremento di mezzi di circa un centinaio attingendo dai privati, strada già parzialmente percorsa a settembre che ripropone la caccia al reperimento in tempi brevi. Noi stiamo già contattando i privati, quelli che hanno lavorato con noi a settembre e ottobre e anche le associazioni di categoria per avere la possibilità di avere un numero sufficiente all'inizio delle scuole per soddisfare le esigenze dei ragazzi. La carica dei circa 25.000 studenti trevigiani che ne usufruiranno è chiamata dalla mobilità di Marca a rinnovare gli abbonamenti con sistemi digitali per fare i conti giusti in una corsa contro il tempo in cui le riunioni si susseguono e si fa appello al governo per la copertura dei costi. Costi che vanno dai 400 a 600 mila euro mese e ovviamente non è che il MOM nessuna azienda di trasporto ha la capacità di sopportarli, quindi deve intervenire gioco forza il governo. Servizio che non si può predisporre a singhiozzi. Quando noi faremo i contratti anche con i privati dobbiamo dargli anche loro una garanzia. Adesso un servizio che coprirà gennaio o giugno. Giorni decisivi per far quadrare il tutto, esigenze dei singoli istituti comprese, che hanno inviato dati sulle provenienze dei propri studenti e su orari di ingresso e uscite, laddove differenziati come al Mazzotti. Questo istituto ha ragazzi che vengono da molti paesi, anche lontano, non necessariamente dal comune di Treviso, pertanto loro hanno una prima tratta di trasporto che li porta verso la stazione dei treni, una seconda tratta che sono le navette che dalla stazione vengono fino all'edificio del Mazzotti. Il problema è stato considerato nel momento in cui da casa con i treni o con le corriere loro arrivavano fino alla stazione. Contiamo nella collaborazione della MOM per poter avere di nuovo delle navette che possano far accedere i nostri ragazzi alla scuola.